lotta delude il PD, autonomia, sinistra KO, e poi un po' più in centro la rivoluzione di Trump è già iniziata. Il Tempo, l'apertura sorpresa è Pata Trump. La rivoluzione di Donald ha inizio, da oggi torna all'età dell'oro. Pata Trump. Domani la notte dell'America. Il Sole 24 Ore, Trump inizia la nuova età dell'oro, stop al green, più petrolio e gas. L'apertura del Manifesto, io c'è. L'Unità, Trump è re, Meloni alla sua corte, la banalità del male. Ma di spalla la foto di Matteo Salvini col bicchiere in mano, Salvini brinda, il referendum non si fa. Andiamo sul Gazzettino, autonomia, il referendum bocciato dalla consulta, e poi in centro l'America di Trump. Il Riformista, Trumping Point, piaccia o meno, da oggi tutto prende una direzione nuova. L'America di Donald ha le idee chiare, il resto del mondo no. Il Mattino di Napoli, autonomia, no al referendum, e poi naturalmente il mondo secondo Donald. L'identità, Trump è di nuovo presidente, l'età dell'oro inizia adesso, e poi Avvenire, una nuova era, ma anche autonomia, no al referendum. Il Secolo XIX, la legge di Trump. Il Dubbio, stop al gender e all'immigrazione. È questa l'età dell'oro di Trump? E qui naturalmente potete già cominciare a scrivere WhatsApp, cari ascoltatori, al 340 6709 659, perché tra le novità che Trump ha lanciato nel suo discorso di insediamento, e ce ne sono di potenti, questa cosa che ha detto: da oggi esiste solo il genere maschile e femminile. Wow! Wow, qualcuno magari non è d'accordo? Ce lo faccia sapere, 340 6709 659. Poi non viene messo in prima pagina, mi pare, lo stop allo ius soli. Leggo, appunto, lo leggo. Trump giura sarà l'età dell'oro. Similmente al Secolo d'Italia, inizia l'età dell'oro. Trump giura da 47esimo presidente, il declino dell'America è finito. Andiamo sulla notizia. Musk con Bezos, Zuckerberg e company. Ecco i nuovi padroni del mondo che tirano i fili di Trump. Ma in taglio alto la consulta, stop ai referendum, ma l'autonomia era già stata smontata dai giudici. L'opinione delle libertà, il giorno di Trump. Il Quotidiano del Sud, Trump di tutto di più. La discussione, Trump giura come 47esimo presidente, salvato da Dio, inizia l'età dell'oro per l'America. La Ragione, giuramento. Questi giochini che uno può anche sbizzarrirsi. Vediamo se ci sono altri quotidiani. No, qui si passa allo sport. Il romanista non ci interessa, no, guardavo se c'era qualche cosa tra quelli locali, ad esempio, ma nei giornali locali c'è poco su Trump. L'Unione Sarda, Trump giura sarà l'età dell'oro. Ma qui naturalmente ci fermiamo, mi pare di avervene letti abbastanza, magari vi ho dato anche qualche ideuzza per qualche quotidiano nuovo da acquistare. Lo sapete, Sammy Varin, è la mission di questa rassegna stampa è: primo, tenervi svegli, perché non è semplice a quest'ora guidare, fare, eccetera. Con uno che parla, che fa casino, secondo me state meglio piuttosto che avere la musichetta firulì, firulì, firulà, o avere uno salve a tutti. Ecco, cerchiamo di fare un po' di allegria, anche se siamo nella cacca fino al collo. Secondo, certamente quello di invitarvi ad acquistare almeno un quotidiano
non al giorno, esageriamo, alla settimana. Sammy ve ne legge così tanti che poi magari vi viene in mente di acquistare, che so, l'Unione Sarda. L'Unione Sarda è un buon quotidiano, è chiaro che se siete incontinente, se no che non fate la pipì, cioè se siete qui in Italia, vabbè, ci siamo capiti, non lo si trova facilmente. E terzo, naturalmente, siamo qui anche per mettere sul tavolo quelli che sono gli argomenti e che saranno gli argomenti del giorno. Già, perché quando mi scrivete un WhatsApp al 340 6709 659, io poi lo leggo subito dopo le 8, comincio a leggere i WhatsApp, e se mi dovete spegnere perché magari arrivate al lavoro, tranquilli, questa sera dalle 20 alle 21 c'è la replica, e poi ancora sul sito radiolibertà.net trovate il podcast con tutta la registrazione della trasmissione. Quindi i vostri WhatsApp e i titoli che ora vi leggo servono anche per provocare una discussione e quindi per capire dove stiamo andando in questo strano mondo e dove ci porta, speriamo, quella che sarà una buona politica. E allora, a proposito di buona politica, certo, siamo tutti ottimisti in questa nuova era Trump. Apriamo il Corriere e, come dicevamo, la nuova America del presidente, scrive il Corriere, Trump attacca, cambio tutto. Dio mi ha salvato. Ha fatto molto scalpore anche questa frase che effettivamente aveva detto già qualche tempo fa, quando fu colpito all'orecchio dal proiettile. Dio mi ha salvato, inizia l'età dell'oro, partono gli ordini esecutivi, via milioni di migranti illegali. Qualcuno gli brillano gli occhi qui. Addio politiche green, sia trivelle e dazi, trivella baby, trivelle spaziali, andremo su Marte, e poi solo 2 generi, maschio e femmina. Questa è la prima pagina del Corriere, con Massimo Gaggi che scrive: la prova di forza, un presidente muscolare che fin dal primo giorno prende provvedimenti incisivi su immigrazione, razza, sessualità, energia, ambiente, libertà di parola, informazione, eliminazione di tutele per i dipendenti pubblici, comprese alcune misure controverse che potranno essere contestate nelle sedi giudiziarie o davanti al Congresso. Ti immagini quante contestazioni che arriveranno, è vero? Federico Rampini invece titola quei 2 Donald, dicendo che ci sono state 2 inauguration day molto diverse. 8 anni fa la parola chiave fu carnage, questa volta golden age. Tra il 45esimo presidente Trump e il 47esimo Trump 2 la differenza è netta. Il primo discorso di insediamento descriveva una carneficina, industrie e posti di lavoro americani decimati dalla concorrenza sleale degli altri. E poi prosegue all'interno. In prima pagina, tra i richiami, la presenza della Premier, i sorrisi con Milei, Meloni, il segnale e la scommessa. Che sta Meloni non ho capito, c'era, non c'era, l'avete vista voi? Che è piccolina, si fa fatica a vedere. La famiglia, gli incarichi e il marito di Ivanka, figli defilati, l'uomo chiave e Jared. La riflessione, un'occasione storica per l'Europa. Fatto sta che, come abbiamo capito, la Meloni è stata l'unica leader europea che è andata da Trump, e c'è andata anche prima e c'è ritornata poi ora per l'insediamento. Perché gli altri non sono andati? Qualcuno dice perché non sono stati invitati. No, 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 sono stati invitati, non ci sono andati. Perché? L'altro titolo, quello che interessa soprattutto noi che viviamo in questa nazione, l'Italia, che aspetta da decenni una cosa che si chiama autonomia. La consulta boccia il referendum. Non è ammissibile.
La Consulta ha bocciato il referendum sull'autonomia dopo la recente sentenza che ne ha smantellato l'impianto, ammessi i quesiti su cittadinanza, job act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine e responsabilità solidale del committente negli appalti. Ciò vuol dire che avremo da votare a go go, da spendere soldi a go go, ma non per far fuori l'autonomia. Qualcuno dice, te l'hanno già smontata, tanto no, no. Infatti c'è l'intervista con Roberto Calderoli, basta panzane, ora si va avanti. La leggeremo. Naturalmente la cosa che fa venire la bava alla bocca ai sinistrorsi, ai pidini, saluto a voi pidini che ascoltate Sammy Varini, lo so, è anche bello sentire un'altra voce che non sia Radio Popolare, che non sia la radio di Confindustria, ogni tanto fa bene, vi disintossicate. Dicevo, la cosa particolare è che insomma hanno detto no al referendum sull'autonomia perché se dicevamo sì, praticamente era come cancellare un articolo della Costituzione e quindi per cancellarlo ci vuole un referendum costituzionale, ragazzi miei. Cioè, per dire che quel poco, se volete mettere tra parentesi, rimasto dell'autonomia è uguale all'articolo della Costituzione che permette l'autonomia. Per cui gli amici pidini, gli amici delle pastasciutte antifasciste che per tutta l'estate scorsa hanno firmato anche online, soprattutto online, per fare questo referendum sull'autonomia e avete firmato un quesito che non era assolutamente chiaro e che sembrava anticostituzionale il quesito. Va bene? Molliamo certamente il Corriere? No, sì, no, no, non lo so, cosa volete fare? Mi dite, devo entrare? Devo entrare nel Corriere? No, dai, entriamo più tardi, Volevo stare ancora sulle prime pagine, ma mi state già scrivendo al 3406709 quasi una roba erotica. Entra, e se io entro, io non mi faccio mica problemi, anche perché giustamente entrando dentro a pagina 18 si torna a parlare appunto di ciò che vi dicevo, autonomia, stop al referendum, sia ai 5 su Job Act e cittadinanza. La Consulta decide, esulta Zaia, ora avanti tutta, il PD, la mobilitazione continua e mobilitatevi pure tranquillamente. Il fine era poco chiaro, scrive Virginia Piccolillo, e il referendum sulla legge Calderoli si sarebbe trasformato in un sì o un no all'autonomia differenziata, principio che però è già in Costituzione e per essere espunto necessiterebbe di una revisione della Carta. Per questo la Corte Costituzionale ieri ha dichiarato il quesito inammissibile, l'unico dei 6 ad essere bocciato, quelli sulla cittadinanza in un tempo dimezzato, sul Job Act, sulle indennità di licenziamento nelle piccole imprese, sulla durata dei contratti a termine e sulla responsabilità in appalti e subappalti si faranno. Ora la legge, amputata in 7 parti dalla Corte Costituzionale a partire da quella sui LEP, i livelli essenziali di presentazione, di prestazione, può essere riformata sulla base di quelle indicazioni e riprendere il suo iter. E in caso di un'ulteriore raccolta firme, essere sottoposta a referendum. Cioè, possono rimettersi ancora a raccogliere le firme. Quanta pazienza che hanno i sinistrorsi. A patto che il fine sia più chiaro per garantire la libera scelta dell'elettore ed evitare la deriva plebiscitaria che i padri costituenti hanno prevenuto circondando di cautele la Costituzione. Mica scemi, lo immaginavano che c'erano tanti pidini a fare le pastasciutte antifasciste già da allora. Entusiasmo nella Lega. Ora avanti tutta, esulta il governatore veneto Luca Zaia. Sentenza storica, fallito il tentativo di contrapporre nord contro sud, aggiunge quello della Lombardia Attilio Fontana. Avanti nel rispetto della Carta con una riforma fondamentale per i veneti, esorta Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta. Soddisfatto
soddisfatti anche gli alleati. Alberto Balboni, Fratelli d'Italia, apprezza che con piccoli correttivi ora c'è una strada chiara per la legge. Miglioreremo la legge in Parlamento, dice Maurizio Lupi. Il vice premier Tajani avvisa: scriveremo una legge equilibrata, Forza Italia sarà garante per un'Italia unita. E questo un pochino ci preoccupa. L'opposizione frena l'entusiasmo, la consulta aveva già smontato la legge, attacca l'unisono, era un obbrobrio, ora è uno zombie. Oh, il Parlamento dovrà riscriverla nei paletti stretti dalla Corte, sottolineano i 5 Stelle. Il PD proseguirà la mobilitazione straordinaria contro la peggiore legge della legislatura. Tanti pasticci di una destra che a parole è patriota, ma nei fatti aumenta le diseguaglianze, stigmatizza Marco Sarracino dalla segreteria Dem. Il Parlamento è stato rimandato a settembre, ora ci sarà da rifare il DDL, evidenzia il governatore toscano Eugenio Giani. Maria Elena Boschi definisce il no al referendum una vittoria di Pirro. Il comitato per il referendum chiede che il Parlamento corregga il DDL e Riccardo Maggi auspica un election day. Ora sarà più difficile raggiungere il quorum. Naturalmente sul quotidiano Il Corriere ci si chiede perché la Corte ha ritenuto il quesito inammissibile, che cosa succederà ora, decisivi nella scelta ai punti della legge contestati. Se vi interessa tutto ciò, naturalmente acquistate il quotidiano Il Corriere, ma ve l'ho già detto perché equivaleva a cancellare l'articolo della Costituzione che parlava proprio di autonomia. Calderoli, certo, siamo sul Corriere a pagina 19, ora potrò lavorare in pace senza avvoltoi sopra la mia testa. Aspetta che guardo. Sono avvoltoi? No. No, non ci sono oggi avvoltoi. Marco Cremonesi, finalmente posso lavorare in pace senza più avvoltoi che mi girano sopra la testa. Roberto Calderoli è il padre della legge sull'autonomia. Il referendum che la voleva abrogare ieri è stato dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale. Ministro, lei qualche sicurezza sulla non ammissibilità del referendum già la ostentava. Perché? Fermo restando che io le sentenze le rispetto sempre, dice Calderoli, sia quando eccepiscono su alcuni punti della legge, sia quando dichiarano la non ammissibilità del referendum. I referendum abrogativi hanno requisiti a cui rispondere, in questo caso mancavano, ma c'è di più. Fermo restando che le motivazioni devono essere pubblicate entro 10 gennaio, valuto in modo complessivo le sentenze della consulta. Su questo tema di interpretazioni esplorate non ce n'erano e la Corte ci ha dato il perimetro corretto. Poi faccio le mie valutazioni. Riguardo ai promotori, ma sì, dice Calderoli, da una parte sono contento che dopo aver dichiarato legittima la legge, la consulta respingendo il referendum abbia chiuso la bocca rispetto a tutte le panzane che abbiamo sentito, lo spacca Italia, la difformità dei diritti. Se fosse stato così il referendum sarebbe stato ammesso. Ora posso lavorare in pace senza più avvoltoi che mi girano sopra la testa. Ma al di là di Calderoli c'è una cosa più importante. Io temevo che il referendum avrebbe rappresentato un elemento di divisione dell'Italia. Diciamola così, chi chiedeva un referendum contro la legge che divideva il paese avrebbe diviso il paese con il referendum. Da un certo punto di vista mi spiace, la consultazione popolare è un istituto fondamentale. Qui però avrebbe fatto venir meno le panzane dei cacicchi e dei loro sodali. Il referendum non basta a indirli, ma garantire la partecipazione del 50 più un voto. Qualcuno si era illuso. Finora abbiamo sentito solo la voce dei contrari, con il referendum avremmo sentito tutta l'Italia. C'è chi dice il referendum è stato respinto perché con la precedente sentenza la consulta aveva smontato la legge. Risponde Roberto Calderoli, se qualcuno dice questo significa che la Cassazione nel suo responso avrebbe sbagliato e invece il quesito dopo la pronuncia della Corte esisteva ancora ed è cosa diversa dal merito su cui ieri è intervenuta la consulta.
Cosa si aspetta dalla maggioranza? Procederete rapidamente nella correzione della sua legge? Risponde Calderoli. Fino ad oggi la maggioranza ha fatto la sua parte. La presidente Meloni nel suo recente discorso ha messo tra le priorità anche l'autonomia e il Parlamento l'autonomia l'ha già votata. Ora prendiamo atto che la Corte ha sollevato 7 problemi. In coscienza però dico che soltanto uno era presente nel testo del governo, gli altri sono stati introdotti dal Parlamento. Di quei problemi uno riguarda le regioni a statuto speciale, su cui non intendiamo intervenire. 3 sono autoapplicativi perché la sentenza di tipo additivo, cioè sostituisce con parole costituzionalmente corrette quelle di oggi. Dunque cosa resta? I LEP? Risponde Calderoli, appunto, una materia inesplorata su cui la Corte ha accolto la definizione della legge, ma ha contestato lo strumento con cui definire i livelli essenziali. Porremo rimedio con la presentazione di una legge delega scritta secondo i dettami, che ci consentirà dopo 24 anni la definizione dei LEP, cosa che va fatta indipendentemente dall'autonomia differenziata. Così l'intervista a Roberto Calderoli, quest'oggi a pagina 19 del quotidiano Il Corriere, da commentare da parte vostra al 340 6709 659, perché tra una manciata di minuti vi porto proprio ai vostri messaggi. Il tempo di leggere il quotidiano Il Giornale, che come vi dicevo titola Rivoluzione Trump, Dio mi ha salvato per far tornare grande l'America, Green Deal, stop all'obbligo di auto elettriche, anche questa è bella potente, no al gender, esistono solo uomini e donne, Messico, truppe al confine, riprendiamo Panama, e poi la svolta annunciata, migranti da deportare e abolisce pure lo ius soli. Lo andate a dire ai nostri amici piddini? Glielo dite voi o glielo devo dire io? E anche agli amici di Forza Italia, fratelli e alleati, che insomma vogliono allargare le maglie dicendo che basta qualche anno di scuola e diventi italiano. E diciamo che sono tutte cosettine sul tavolo che faranno pensare per parecchio tempo anche gli alleati. Saluto dopo la messa la missione di Meloni, dialogo aperto con l'Unione Europea, addio con schiaffo, grazie a parenti e amici, l'ultima mossa di Biden, ma naturalmente si parla anche della crisi di Gaza e il rilascio dei terroristi, peggio del cessate il fuoco, e abbiamo visto quella foto che ha fatto pensare tanta gente di questi brutti terroristi che si sono fatti una pubblicità pazzesca e gli hanno dato anche il certificato in mano a questi poveracci che sono stati rapiti. E la Lega esulta avanti tutta. Siamo sempre in prima pagina sul giornale. Autonomia, no al referendum, la consulta gela l'opposizione. Niente referendum sull'autonomia, per la Corte Costituzionale il quesito avanzato da 6 regioni rosse contro la legge del governo Meloni che trasferisce poteri centrali alle regioni è superato dalla decisione con cui la consulta stessa ne aveva modificato parti rilevanti alla fine dello scorso anno. Via libera invece ad altri 5 quesiti, tra cui quello sul Job Pax. E naturalmente fatemi sapere se li andrete a votare. L'editoriale di Alessandro Sallusti, falsi allarmi già sentiti, ve lo leggo tra poco, il tempo della pausa, facciamo ogni mezz'ora una pausa musicale, alle 8 tocca al pianista o alla pianista, oggi torniamo con John Batiste che ha saputo fondere le composizioni classiche di Beethoven con il ricco patrimonio musicale di Congo Square, storico luogo di tradizioni musicali africane e non solo, e ascoltiamo proprio, sì, la quinta di Beethoven, sì, in Congo Square, secondo John Batiste, signori, tutto da ascoltare questo pezzo, perché come lo suona lui non l'aveva mai suonato nessuno.
Non so cosa ne pensate, perché ci vuole un po' di fantasia e poi naturalmente quelli che la pensano come i nostri vecchi diranno: ma è uno scandalo, ma cosa gli hanno fatto a Beethoven? Beh, signori, un Beethoven gezzato, tutto da scoprire se scrivete su YouTube John con la J, John Batiste. Facilissimo da trovare anche sugli store digitali e scoprite un mondo diverso dove vi stiamo portando spesso e volentieri. Lo inseriamo in programmazione tra gli artisti indipendenti, nel senso che lui è conosciutissimo in America, ma qua in Italia non esiste proprio. Cerchiamo di trasportarvi in un sottobosco musicale che le altre radio evitano, chissà come mai. Il buongiorno si sente dal Varin, Sammy Varin in diretta nazionale sul canale 252 di Radio Libertà, sulla banda DAB dell'Autoradio e su tante altre piattaforme. Buongiorno a chi ci sta scrivendo al 340 6709 659. Buongiorno ai nostri tecnici, ad Andrea in regia e naturalmente buongiorno lo diamo leggendo i vostri WhatsApp. Il saluto romano di Musk fa parlare, ma mica poi tanto, perché il suo delegato in Italia dice: ma no, è che lui è autistico ed è il modo per salutare tutti quanti, capito? E Stefano, perdonami Stefano, farlo vedere, Andrea, fai vedere il messaggin. Buongiorno Sammy, non so se puoi condividerle a video, qui alcune foto del saluto romano di Musk. E insomma, lo hanno fatto tutti, sto saluto, non è come saluti la gente, è un saluto romano, però d'altronde bisognava trovare qualche cosa e tra poco vi leggo Repubblica, chiaramente, che trova qualcosa in ogni cosa. Buongiorno Sammy da Marco di Cassano Magnago, bene la salita di Trump, però attenzione agli americani, che non è che adesso sono diventati delle colombe, sono sempre stati guerrafondai, Vietnam, Panama, Sud America e via via. Vediamo se a noi europei non ci restano le briciole, prima questi penseranno al loro benessere, poi il resto, poi ci sono lì personaggi di multinazionali che in alcune nazioni ne hanno fatte in campana. Ma tranquillo Marco, abbiamo la Meloni, siamo stati gli unici che hanno mandato un capo di governo, un capo di Stato. E insomma, un significato c'è. Io sono contento di sta cosa. Cioè, tutti gli altri, tutti a casa a guardare dalla televisione, noi avevamo la Meloni lì. Dov'era esattamente? Non so se siamo riusciti a vederla, perché doveva essere in prima fila. Io poi non l'ho vista, ma mi sono distratto un attimo. Adesso la cerchiamo. Fatto sta che potremo fare questa trade union, questo ponte importante con l'America, che nessuno finora ha fatto. Meno male Sammy, è arrivato uno che ha un po' di dignità e buonsenso, mi scrive questo. Io naturalmente leggo i vostri WhatsApp, prendo le distanze quando c'è da prenderle, ma non posso dire che non sia vero, ma neanche che sia vero, insomma. Diciamo che ogni presidente aveva le sue, Trump non è sicuramente uno stinco di santo, però in questi casi bisogna che ci sia qualcuno che decida per il bene della gente e speriamo che lo faccia, soprattutto, ripeto, sul fronte guerra, che si blocchino queste guerre. Trump non è certo l'uomo della provvidenza, ma almeno si torna alla realtà. Meloni ha l'occasione per sganciare l'Unione Europea. È anche questo, capire se questo trade union con l'America ci sgancia dall'Unione Europea o ci obbliga ad agganciarci ancora di più. Ma senti, cioè, se agganciarci all'America può fare bene, direi di sì, anche perché l'Europa è assolutamente ferma, morta, decisioni zero, se non appunto ancora sul Green Deal, sulle auto elettriche, eccetera. Ora che in America, al contrario, ricominciamo, trivelliamo baby, e vai, trivella spaziale,
E noi che facciamo? Stiamo lì con ste pale che girano? Buongiorno Sammy, ha fatto bene Salvini a non andare. La donna sola al comando si credeva già in prima fila sotto le luci della ribalta, il Corriere per tutto il giorno l'ha data in prima fila, invece è finita dietro con Motosega a far da comparsa. Così oltre a sminuire se stessa ha sminuito anche noi, certificando che siamo un paese da piccionaia. Ma io non sono assolutamente d'accordo. Mi è piaciuta la Meloni che c'è andata e c'è riandata, perché c'era stata anche l'altra settimana, ormai conosce passo passo la strada che è lunga che fa l'aereo. Ciao Sammy, Italia, love it or love it. Sto parla inglese. Italia, love it or leave it. Le ave, ti mollo, lasciamo fuori dalle balle irregolari e Maranza. Caro Roberto, è sta cosetta, insomma, che tolgono lo ius soli in America un pochettino, Io ho avuto un brivido. L'avete avuto anche voi questo brivido? Questa voglia irrefrenabile di aprirvi una bottiglia di spumante, Poi dopo pensi, dopo devo guidare. No, lascia sta. Dov'è il vino senza alcol? Me lo dite, per favore, lo voglio provare. Io so che voi ascoltatori mi regalate la bava di lumaca. Adesso vorrei un po' di vino senza alcol da qualcuno di voi che vuole fare un regalo a Sammy Varina, alla nostra redazione, perché tutti noi siamo avvinazzati, ti immagini, qui a battere notizie sul sito radiolibertà.net, ogni tanto un bicerin ci vuole. Ci fate avere una bottiglia di vino senza, per sapere di che cosa sa, perché qui le larve di insetti in redazione sono già state provate e non erano proprio felicissimi. Manca il vino senza alcol. Andiamo avanti, stiamo leggendo i vostri WhatsApp, siete gentilissimi e io non mi sento solo. Ecco, quando faccio la rassegna stampa su questa radio non mi sento solo. La rassegna stampa, sai, è un mestiere serissimo, cioè devi stare attento a quello che dici e devi soppesare i quotidiani, eccetera. Io con voi mi sento confortato, siete il mio conforto, perché so che c'è una platea di migliaia e migliaia di ascoltatori sparsi in tutta Italia e non solo in Italia, che mi danno una mano dicendo questa cosa sì, sono d'accordo, quell'altra no, ma no, leggi questa, Sammy. Ed è fantastico, ragazzi, come avere un esercito di persone che marcia insieme a te. Sto sparando cazzate. Ciao Sammy, d'accordissimo con Trump sul fatto di eliminare la X e definire che esistono uomini e donne. Mamma mia, su sta cosa. Io che ho tutti gli ascoltatori gay che mi seguono, ragazzi miei, c'ho quelli di Gayburg, gruppi d'ascolto ancora di 15 anni fa, quando facevo il pomeriggio gender, questi me l'hanno promesso, che non mi mollano un attimo. Cosa mi scriverete voi amici di Gayburg adesso? Definire che esistono solo uomini e donne. Siete d'accordo? No, perché adesso sai, col lavaggio del cervello che ci hanno fatto, ci risulta difficile anche essere d'accordo. Dici, ma è i fluidi, è sta cosa che possiamo cambiare sesso della era quasi uno scherzo che ci piaceva. Ciao, sono Sammy Varina. No, scusate, non scherzo, qua siamo ancora alle querele qua in Italia, quindi ok, sul fatto che si voglia rispedire al mittente persone non gradite entrate illegalmente in America. Guarda caso, quello che ha detto la Lega l'altra settimana, c'è l'immigrazione, ma c'è anche la remigrazione. Poi dite che noi della Lega siamo buruburu, gru-gru, semplicemente ci vediamo troppo lontano. Questo è il nostro difetto, altro che cieco di Sorrento. Noi ci vediamo benissimo. Dove sono rimasto? Mi auguro possa servire anche all'Italia per togliere dalla testa anche di certi nostri alleati l'idea di una facile cittadinanza e di ius scholae, ius cultura. Grande Trump, la parola d'ordine è pulizia, ci scrive la brava Carla. Altro aspetto ce lo ricorda Alberto. Ottima l'uscita dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Adesso tocca a noi. Vai
Borghi Aquilini, Claudio Borghi Aquilini, che c'è in onda proprio di solito il martedì, oggi intorno alle 9:40. Vediamo se riusciremo ad averlo in diretta, perché Claudio Borghi è sempre impegnatissimo da una commissione all'altra. Sta roba che hanno tagliato i parlamentari, benissimo, risparmiamo, eccetera, ma non capite che ne va di mezzo anche la qualità, perché i senatori, i deputati devono correre da una commissione all'altra, spesso fanno parte di più commissioni e non si capisce più niente, non si riesce a lavorare tranquillamente. Avanti con l'autonomia, ci scrive Fausto da Milano. Ciao Fausto. E poi la Mary: buongiorno, se ora i leghisti tornassero a votare Lega per rafforzarla con l'autonomia, sarebbe bello. Sveglia, sveglia, altro che Forza Italia. Ancora l'ultimo promesso, l'ultimo, poi gli altri ve li leggo più tardi. Calderoli ha fallito a casa, lui e Salvini. Bisogna rifondare la Lega. Ci state portando a percentuali vicino allo zero. Ah, questo è amico di Biden, ho capito. Con questa autonomia non cambia niente, il Sud continuerà a scroccare. Sveglia leghista, fantastico. E allora per voi che cosa bisogna fare? Visto che questo abbiamo, buttiamo tutto nel cesso. Bravo leghista, ma lo spadone dove l'hai messo? Dove te lo sei messo lo spadone? Noi ce l'abbiamo sempre qua, ben rivolto verso l'alto. Qualcuno ha deciso di sotterrarlo, lo spadone, è vero. E ci dispiace, perché poi fai la fine di Tosi, diventi di Forza Italia. Che bello andare con Forza Italia. Oh, è proprio bello. Dai, fammi godere. Ancora quotidiani, signori. Eravamo sul Giornale e vi leggo l'editoriale di Alessandro Sallusti, che condensa un attimino ciò che è accaduto ieri con Trump e i falsi allarmi già sentiti. Si parte. Gli addetti ai lavori consigliano di allacciare le cinture di sicurezza perché il viaggio sarà turbolento. Può essere, ma negli ultimi 4 anni senza Trump sulla plancia di comando il mondo ha attraversato non una turbolenza, ma una vera tempesta, come da tempo non se ne vedevano. La prima osservazione è che quindi non è Trump la causa dell'instabilità, e non sfuggirà che l'ultimo atto di Biden è stato concedere la grazia a tutti i suoi amici sospettati di aver tramato in questi anni per impedire la rielezione del tycoon. La vera vendetta di Trump è stata vincere le elezioni nel modo con cui le ha vinte e da oggi fare ciò per cui è stato eletto, ovvero smantellare l'impianto economico, politico, culturale messo su dalla sinistra e rivelatosi fallimentare. Da oggi assisteremo contro Trump allo stesso meccanismo mediatico che noi abbiamo vissuto in decimo nel 2022, quando Giorgia Meloni ha vinto le elezioni. Ricordate? Nell'ordine era stato dato per certo che sarebbero state abolite le principali libertà, che saremmo usciti dall'Europa, o in subordine che dall'Europa ci avrebbe messo al bando, che squadracce fasciste avrebbero dato la caccia a dissidenti e immigrati, che l'economia sarebbe crollata. È successo l'inverso, e che piaccia o no, solo uno stupido può negare che oggi l'Italia sia più credibile e meglio messa da tutti i punti di vista rispetto a 3 anni fa. Prosegue l'editoriale di Sallusti oggi sul Giornale. Assistiamo pure a cori di sdegno per il buon rapporto di Giorgia Meloni con il neopresidente. E che cosa dovrebbe fare la Premier? Sputare in faccia al presidente degli Stati Uniti d'America? E poi questi stolti dimenticano che la Premier ha buoni rapporti con tutti. Li aveva con il democratico Biden, ricordate la carezzina, li ha con la democristiana Ursula von der Leyen, con gli emiri arabi, e poi insomma abbiamo Di Maio che ci aiuta, no? E ancora con il nazionalista Orbán, con il socialista albanese Rama, pure con il comunista Xi, capo della Cina. Spiegarle che cosa dovrebbe fare con Trump è un po' come insegnare a un gatto ad arrampicarsi. Immagino che di volta in volta farà ciò che sarà utile all'Italia e all'Europa più che all'America. Non cadiamo nel tranello di confondere la frustrazione delle sinistre con le capacità e il buon senso dei conservatori, che nel discorso di ieri traggono forza e forse anche coraggio. Scommetto che tra 4 anni questo disgraziato mondo sarà un po' meglio di come Trump, al netto delle sue bizzarrie, l'ha trovato.
Così, in prima pagina, sul quotidiano Il Giornale, naturalmente da commentare, mi raccomando, anche voi nuovi ascoltatori che per caso sentite il vociare di Sammy Varin, inviate il vostro WhatsApp adesso al 340 67 09 659. Commentate la rielezione di Trump. Cosa ha detto che vi è piaciuto? Cosa vi è piaciuto di meno? Intanto però io vado all'interno del quotidiano Il Giornale perché tra le cose che sono piaciute al sottoscritto c'è sicuramente l'immigrazione. Stop a diritto d'asilo e ius soli, deporterò milioni di illegali. Lo sapete bene, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma sono segnali, come la nostra storia degli immigrati in Albania, ragazzi, non è che li deportiamo, ma sono segnali. Non ti va tanto liscia se vieni in Italia senza un buon motivo, che arrivi da guerra, che qui, che là, se vieni senza documenta, non è detto che ci puoi restare in Italia. Stretta sui migranti, scrive Gian Michalessin, torneranno nei loro paesi. Militari al confine sud. Il Golfo del Messico diventerà d'America. Sempre tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Il Talcuni intende fare leva sullo strumento giuridico del Post-Comitat Tax, datato 1878. Respingiamo la vergognosa invasione subita dal nostro paese. Un ritorno al passato, il ritorno all'età dell'oro per Donald Trump inizia dai confini, ma quel ritorno alle origini ha anche una data, è un ritorno al 18 giugno 1878, il giorno in cui l'allora presidente Hayes firmò il Post-Comitat Acts. Grazie a quell'atto di un secolo e mezzo fa, The Donald punta a impiegare le forze armate, spedirle alla frontiera con il Messico, dichiarare l'emergenza nazionale e respingere la vergognosa invasione subita dal nostro paese. Ma ovviamente il ritorno a 1878 fa già discutere. Discutiamo anche su questo. La fine dei programmi di inclusione e il genere X via dai passaporti. Oh mamma signor, ragazzi, oh mamma, ma ci pensate qua in Italia quanti si stanno stracciando le vesti e i genitori che sono andati a comprarsi i bambini all'estero e sono ancora lì a fare gnignero perché no, adesso dovete regolarizzarci. Al bando le iniziative woke nate sotto Biden, scrive Gaia Cesare sul Giornale. La rivoluzione Trump è cominciata. D'ora in poi esisterà solamente la casella maschio o femmina nei moduli delle agenzie federali. Addio al genere X, un cambiamento radicale che riguarderà anche le gestioni delle prigioni federali e dei centri per migranti, dove si avranno spazi riservati a un solo sesso. Ti immagini tutti quelli che si sono scavati il cesso gender e adesso cosa ci mettono dentro nel cesso gender? Un cambiamento radicale, quindi sarà anche vietato usare fondi federali per le transizioni di genere, misura che avrà un impatto anche su detenuti e migranti nei centri, quindi non è che decidi se sei un detenuto, io mi sento donna, voglio andare nella sezione femminile del carcere, e poi si vedeva come andava a finire. Addio ai programmi per l'inclusione e la diversità. Il presidente eletto lo aveva annunciato un mese fa e ora il momento è arrivato. Metterò fine al delirio transgender. Delirio transgender. Caccerò i trans dall'esercito e dalle scuole, e li avevamo appena fatti entrare, e terrò gli uomini fuori dagli sport femminili. Mamma mia, ragazzi! Aveva ribadito avvisando che sotto l'amministrazione Trump la politica ufficiale del governo degli Stati Uniti prevederà che ci siano solo due generi, sto campionando, mi dicono, uomo e donna. Per questo, tra i primi ordini esecutivi firmati ieri appena insediatosi alla Casa Bianca, ci sono iniziative che puntano ad abolire i provvedimenti basati su genere e sesso,
tanto cari ai democratici emanati dall'amministrazione Biden. Via anche i programmi sulla diversità del governo federale. Il primo ordine richiede espressamente alle agenzie federali di trattare uomini e donne biologici come sessi separati, di smettere di promuovere l'ideologia gender, di richiedere ad alcune agenzie di tornare a riconoscere solo maschio e femmina sui moduli. Quindi il genere fluido, forse non esisterà più, o se ti senti fluido te lo sentirai tu che sei fluido, ma comunque se sei maschio, okay? Potrai sono maschio un po' fluido, potrei dire ma sei uomo, okay? Poi è chiaro uno dentro di sé si sente un po' donna, ma chiunque dentro di me, a me, te l'ho detto, mi piace moltissimo fare molti lavori, che fa mia moglie, glieli rubo perché mi piace. Io colloquio con la lavatrice, con la lavastoviglie, abbiamo comprato anche l'asciugatrice, mi eccito moltissimo a programmarla 6 ore prima, perché la nuova bolletta energetica ormai ti tarella durante tutti gli orari, ma di notte ti fa risparmiare. E allora picciu, 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 schiaccio, mollo, clicco, È bellissimo tutto ciò. Sarebbe un lavoro da donna? È probabile, è la parte femminile di Sammy Varin. Ultimamente mi sto divertendo anche a ripiegare poi i panni. Ho imparato a farlo anche da solo, sì, è una specie di cosa erotica, un self erotic. Sì, lo fai così, poi ti giri, poi ale, oe, oe. Riesco a piegare le lenzuola da solo. Manco fossi a militare quando si faceva il cubo. Giurin giuretta. Ed son cose un po' femminee, vabbè, ma non lo vado a dire mica all'aeroporto quando parto per l'Egitto, che è un paese così insicuro, mamma mia. Dove sono rimasto? Il Dipartimento di Stato pretenderà ora dai richiedenti di passaporto e visto di indicare accuratamente il loro sesso sui documenti ufficiali. Le prigioni federali e i rifugi per migranti saranno tenuti a proteggere spazi per un solo sesso, di tutti i cessi gender vuoti, vietato entrare. Tra le direttive c'è anche il divieto di utilizzare fondi federali per le procedure di transizione. Te le paghi. Chiaro che con tutto il rispetto è per chi veramente subisce queste problematiche, psicologo, ok, e poi quello che c'è da fare si fa. Ci mancherebbe altro. Cerchiamo di sdrammatizzare la situazione, siamo qui anche per quello. Un secondo ordine pone fine ai programmi governativi DEI, acronimo che sta per diversità, uguaglianza e inclusione, considerati radicali e dispendiosi. Durante la campagna elettorale Trump si era più volte scagliato contro la dittatura del politicamente corretto e contro l'ideologia woke, ma guarda un po', anche noi, rivendicazioni delle minoranze sulle giustizie sociali e climatiche. In campagna elettorale i repubblicani hanno speso 215 milioni di dollari solo in spot televisivi contro le persone transgender. E chissà mai che la smetteremo con sta menata anche qua in Italia, che nelle pubblicità ci devono essere tutti, e quindi etero, gay, lesbiche, transessuali, pansessuali, quindi boh, è un maschio o una femmina, neri, bianchi, uè, uè, c'è un casino di gente in ogni pubblicità, ne basterebbe uno e bisogna metterne 15.000. Andiamo avanti? Sì, ok, vi sto facendo eccitare molto, vedo dai WhatsApp. Calma, doccia fredda, ragazzi, è tra il dire e il fare, però lasciateci un attimo fare un po' di show, un po' di spettacolo positivo in questa rassegna stampa che verrà replicata per sempre. Ogni giorno manderemo in onda questa perché è una cosa storica, hai capito? Salutiamo gli amici anche che ci seguiranno nei prossimi mesi in questa rassegna stampa, sempre questa che girerà. Ok, vado avanti, c'ho 2 minuti prima della pubblicità e allora, sempre sul quotidiano Il Giornale,
anche un'altra postilla che riguarda il via libera a trivellazioni e licenze, stop all'obbligo di auto elettriche, che è una cosa che un po' mi dovreste spiegare, perché scusa, ma c'è Musk che saluto Romano? Beh, no, perché lui fa sempre così, però non si è incazzato di sta cosa, stop all'auto elettrica, dice adesso lui pensa ad andare su Marte, quindi mi spiegate sta cosa, perché secondo me avrà una risposta anche qua in Europa, la deve avere per forza, e quindi che forse Mago Varin nella zecca e quindi l'auto elettrica aspetta almeno altri 10 anni, ma quella ibrida potrebbe davvero avere la meglio, e quindi in tutte le città targate PD, dove si va a 30 all'ora, praticamente tutte le grandi città, ma anche in quelle altre dove non c'è il PD ma c'è un traffico immenso, con l'auto ibrida almeno fino a 30, 40, 50 all'ora il motore resta spento e magari c'è un po' meno puzza di smog, non ammazziamo sul colpo i nostri figli e il povero che fa jogging vivrà un anno in più? Chissà mai che Sammy Varin, che propagandava queste cose ormai mesi or sono, la zecca. Ultimissima segnalazione, c'è la pausa, lo so, adesso mi fermo, ma a pagina 4 del giornale la propaganda finisce nei libri di scuola. In licei e medie, non c'entra niente con Trump, non è che state lì adesso a pensare ancora a Trump, oh, siete bacati. I volumi con critiche a Salvini e lodi a Lucano, che non è l'Amaro, no, è il sindaco di Riace, quello del sistema Riace, pure europarlamentare della sinistra, e il ministero interviene. Fatto sta, al liceo Fanti di Carpi, in un testo d'inglese, si legge che il governo PD 5 Stelle aveva ribaltato le peggiori politiche del precedente ministro Salvini. In alcuni licei di scienze umane si celebra Mimmo Lucano con le sue politiche migratorie e si parla di una nuova forma di razzismo. Per Natale, in un istituto di Livorno, è stato donato Alias, romanzo in cui i protagonisti hanno due mamme e si battono per i diritti gay. Signori, tutto da leggere a pagina 14 del quotidiano Il Giornale, l'articolo di Francesco Boezzi. Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione moderatamente bassa sul nostro paese, temperature massime stazionarie in aumento tuttavia al nord. Nella prima parte della giornata frequenti precipitazioni potranno verificarsi soprattutto su Lombardia, nord-est e regioni tirreniche, seppur a carattere irregolare. Meglio sui restanti settori, con prevalenza di sole sulle isole maggiori e sul resto del sud. Nel pomeriggio poche variazioni con le piogge che potrebbero insistere in particolare sulle regioni centrali e sul basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Piccola che di fianco a me sai
Si intitola Piccola, la nuova canzone di Daniele Incicco. È il primo singolo da solista per il frontman e cofondatore del gruppo La Rua. Un amore impossibile a causa di una grande differenza di età, ma è un figo questo, è passato dal serale di Amici al dopo festival, secondo posto a Sanremo Giovani, tutto da scoprire, ma bella questa canzone, Daniele Incicco. Piccola. Alle 8.36 con il buongiorno rinnovato, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, siamo in rassegna stampa show, cioè, mettiamo anche questa cosettina piccola piccola perché facciamo un po' di casino, confusione, vi teniamo svegli, cerchiamo di sdrammatizzare anche i drammi, ma soprattutto tenervi compagnia con un format completamente diverso dalla solita rassegna stampa e ricordiamolo, chi la faceva bella, bellissima, il nostro Giulio Cainarca, è passato un po' più avanti, dopo le 10 lo ritroverete questa mattina, immagino intorno alle 10.20, se ci sarà Claudio Borghi Aquilini, con una nuova trasmissione intitolata Auto da Fè, con approfondimenti potentissimi. Intanto però certo, tra poco i vostri messaggi WhatsApp che stanno arrivando copiosissimi, chissà come vai oggi, al 340 6709 659, ma io mi rituffo nei quotidiani in edicola. Mi raccomando, pagina 14 del giornale, questa cosa ha fatto incacchiare parecchio anche alcuni deputati e senatori della Lega. La propaganda finisce nei libri di scuola, ci sono libri che parlano male di Salvini e bene di Lucano e il ministero interviene. E mi sembra il minimo, c'è qualcosa che non funziona, decisamente. Andiamo sul quotidiano nazionale, il Resto del Carlino a pagina 6 si occupa del referendum, 5 sì e un no. Il verdetto dalla Corte Costituzionale è arrivato ieri in serata, unica bocciatura per l'autonomia. Il tema più atteso non verrà votato. La consulta dà il via libera alla consultazione su cittadinanza e lavoro, bloccato quello sulla legge Calderoli. La prossima sfida adesso sarà il quorum, che sappiamo bene è praticamente impossibile, ma soprattutto adesso abbiamo prima visto l'intervista a Calderoli sul Corriere, Roberto potrà finalmente lavorare in pace. Sul quotidiano nazionale l'intervista al costituzionalista, scelta obbligata dopo il primo verdetto, ora tocca alla politica. Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale, dice: quesito inammissibile, la legge dovrà votare i correttivi in aula, ma prevedo nuove raccolte firme, quindi questi si possono rimettere di nuovo a raccogliere firme contro l'autonomia, naturalmente con voi che avrete la pazienza e la voglia di andarle a firmare, ma adesso si può fare tutto quanto online, è così facile, mamma mia. Il quotidiano Il Tempo con il titolo potentissimo Pata Trump, la rivoluzione di Donald ha inizio, da oggi torna l'età dell'oro, ma io vado all'interno per un'altra notizia che sta facendo il giro su molti telefonini. A pagina 11 del Tempo si scrive: sussidio pentastellato, 62.000 falsi percettori, il bilancio del reddito a 5 stelle. Oh, ma questi hanno provocato solo disastri. Con sta menata che chiunque si faceva l'autocertificazione, uè, sono povero, voglio un reddito, e gli arrivavano i soldi. Sono i numeri che emergono dall'ultima inchiesta della Guardia di Finanza. A truffatori e finti poveri 665 milioni per il nuovo business della criminalità. Fiumi di soldi, scrive Edoardo Sirignano, che potevano rendere migliore l'Italia, finiscono con l'arricchire un vero e proprio sistema criminale. Non finiscono le storture del tanto discusso reddito di cittadinanza. A un anno dalla cancellazione spuntano numeri che possono essere considerati a dir poco inquietanti. Secondo gli ultimi dati della Guardia di Finanza ripresi dal Corriere, 62.000 falsi percettori avrebbero intascato un tesoretto da 665 milioni di euro. Numeri
Numeri che dimostrano come il provvedimento bandiera del Movimento 5 Stelle, per fortuna eliminato da questa maggioranza, abbia aiutato non solo bisognosi, tra virgolette, ma anche tanti furbetti, sempre tra virgolette, che grazie al sussidio hanno potuto intascare uno stipendio pur non avendone diritto o peggio concedersi qualche agio senza aver mai lavorato. E qua mi fermo, ma naturalmente tutto da leggere il quotidiano Il Tempo quest'oggi con l'intervista ad Alessia De Caroli. Senza dubbio è finita un'era, l'unica priorità per Conte era il limite dei 3 mandati. La protesta dell'attivista dell'associazione I Figli delle Stelle, vecchi onorevoli che puntano a ricandidarsi, antitesi del grillismo. Sempre nella stessa pagina anche una postilla sull'Appendino e la strage di Piazza San Carlo. Appennino, dici, poverina, si chiama Appendino però, chi è che non corregge? Appendino, condannata a 1 anno e 5 mesi. L'ex sindaco di Torino Chiara Appendino, qui l'hanno scritta giusta, condannata a 1 anno, 5 mesi, 23 giorni per la tragedia di Piazza San Carlo. A decidere la Corte d'Assise di Appello, assolto invece Maurizio Montagnese, presidente dell'Agenzia del Turismo. Numerose le proteste di chi non si ritrova con inattesa decisione, tra queste quella del vice premier Salvini. Condanna ingiusta. Questo ed altro oggi sul quotidiano Il Tempo, ma io vi porto coraggiosamente su Repubblica, raccorda quella che è la situazione di sinistra di chi ci segue e non ha votato certo Lega né centrodestra, ma ci ascolta perché qui ritrova quello che non dicono su Radio Popolare, sul Sole 24 Ore o le solite radio blasonate. Devi ascoltare noi di Radio Libertà per sentire altre notizie. Il cervello ce l'hai già ridotto a uno straccio, ma qui c'è la possibilità, chi lo sa, di redenzione. La Repubblica, Trump 2, la vendetta, il titolo più importante. Ma all'interno, ragazzi, vediamo cosa fa Repubblica, cosa pubblica su quello che è avvenuto ieri con Trump. Trump giura è l'età dell'oro. Dio mi ha salvato per rendere grande il paese. Musk con i capi del big tech, da liberal a sostenitore. Virgolettato, il declino dell'America finisce a partire da oggi. Inizia un'era del buonsenso. È tempo di agire con coraggio, vigore e vitalità. Naturalmente tutto da leggere, signori, paginoni e paginoni su Trump sul quotidiano Repubblica. Bugie e promesse, lo spietato ritorno scusate, dell'intramontabile. Andremo su Marte, il personaggio di Gabriele Romagnoli. Al suo cospetto i predecessori Clinton e Bush, suoi coetanei, sembrano statue uscite dal Museo delle Cere. Altri virgolettati. Sarò un pacificatore e un unificatore, misureremo il successo in base alle guerre che chiuderemo e a quelle in cui non saremo mai coinvolti. Giro la pagina, la festa tra il popolo MAGA nel gelo della capitale, ora finirà il lavoro. Gender, clandestini, economia, la gente di Trump riunita all'arena volevano fermarci, ma siamo tornati. Ci si occupa su molti quotidiani oggi del look di Melania. Melania veste America First, indipendenza anche nel modo di vestire, ma piovono critiche a un'armatura e il cappellino, qualcuno dice un po' da mafiosa, ma magari aveva gli occhi un po' arrossati, non l'abbiamo proprio vista negli occhi. L'America di Donald, sempre sulla vostra amata Repubblica, a pagina 6, come promesso Trump non ha perso tempo e ha firmato quei provvedimenti con cui vuole subito dare il senso del suo secondo mandato, tra gli altri l'espulsione degli immigrati illegali e nuove regole per i nati negli USA, l'ambiente e l'energia con l'uscita dai trattati internazionali e le deregulation alle trivellazioni, lo stop al genere X sui passaporti e un nuovo assetto del Centro America. E naturalmente in apertura c'è proprio la cittadinanza con l'addio allo ius soli dopo oltre 150
50 anni, signori. Il governo americano non riconoscerà più il diritto di cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti da genitori che non hanno uno status di immigrazione legale. Trump ha cancellato lo ius soli, secondo lo staff del nuovo presidente, che ha citato il 14° emendamento della Costituzione americana. Il governo federale non riconoscerà automaticamente la cittadinanza per diritto di nascita per i figli di immigrati clandestini nati negli Stati Uniti. Il cambiamento si applicherà ai futuri nati. Questo diritto era stato introdotto con il 14° emendamento ratificato il 9 luglio 1868, che stabiliva tra i vari punti il diritto a diventare cittadino americano riconosciuto a chiunque fosse nato nel territorio degli Stati Uniti, e qualcun altro lo vorrebbe fare ancora qua in Italia. Il provvedimento è destinato a scatenare una lunga battaglia legale con ricorsi a corti statali e federali, e anche la Corte Suprema potrebbe essere coinvolta. E voi cosa ne pensate? 340 6709 659. Scrivete, signori. Vediamo anche il clima. Il via dagli accordi di Parigi, questa magari è una cosa meno carina. Fine della politica ambientale portata avanti dall'amministrazione Biden. Trump ha dichiarato l'emergenza nazionale energetica, annunciando la deregulation alle trivellazioni nel segno dello slogan Trail baby, trail. Scava, trivella. Era una promessa fatta ai petrolieri in estate, a cui il tycoon aveva chiesto in cambio generosi contributi alla sua campagna elettorale. L'obiettivo è avviare trivellazioni anche in zone considerate protette e sfruttare le risorse naturali in Alaska. Gli Stati Uniti si ritireranno dagli accordi di Parigi, firmati nel 2015 per limitare il riscaldamento globale. Stiamo qui con il lumicino in mano. Trump lo aveva già fatto durante il suo primo mandato. Contro questa decisione si sono schierati a novembre persino colossi petroliferi come Exxon. Trump considera l'emergenza climatica una bufala, al via l'allentamento delle normative sulle auto a combustibili fossili e la fine del mandato di Biden per favorire l'uso di veicoli elettrici. Quindi, che si farà qua in Europa? Punto di domanda. O maschio o femmina, minoranze senza tutela. Il nuovo presidente ha firmato un memorandum con cui ordina a tutte le agenzie federali l'uso immutabile di soli 2 sessi, maschio e femmina. Oh, chissà Sanremo quest'anno, tra pochissimo parte. Qualcuno dirà qualcosa? Vi dico la verità, che già il fatto che il leader dei Maneskin comparirà vestito da uomo, io la considero una vittoria pazzesca, ragazzi, lo sapete, sarà lui l'ospite a sorpresa, non gareggerà, i Maneskin sono spariti, quella con la calzamaglia, quella con la testa fuori, cioè che sono in vacanza perpetua. Lui si è messo a fare musica da solo, ha già fatto 2 singoli, uscirà anche l'album nelle prossime settimane, poi da settembre una tournée, passerà anche qui da Milano e insomma, si è vestito da uomo, è un bel ragazzo adesso, è diventato vannacciamente normale? Punto di domanda. Ha previsto che arrivava Trump? Il cambiamento prevede anche la riscrittura dei passaporti, cioè pensa uno che aveva scritto sul passaporto che non era niente, maschio o femmina, a me fotte un cazzo, eccetera, adesso deve scrivere il suo DNA, accidentaccio, Coloro che non hanno dichiarato di appartenere a uno dei 2 generi verranno invitati dal Dipartimento di Stato a indicare con accuratezza a quale sesso appartengono. Le prigioni federali e i centri di accoglienza per i rifugiati avranno spazi solo per 2 sessi. Il nuovo presidente ha cancellato la direttiva che prevedeva l'uso di fondi federali per pagare le procedure mediche di transizione del sesso. Su questo posso anche non essere d'accordo, perché giustamente se uno veramente, cioè non è che ricominciamo con la triptorelina go per fermare, cioè
Non fermiamo niente, si decide, se c'è uno psicologo con cui hai parlato prima, non per un giorno ma per mesi, se c'è da fare una cosa del genere che davvero te la senti, la facciamo, paga lo Stato. Su questo io mi spiace, sono d'accordo. Quindi loro invece aboliscono l'uso di fondi federali per pagare le procedure mediche di transizione del sesso, inoltre viene messa la parola fine ai programmi DEI, acronimo che indica diversità, equità, inclusione, con cui le agenzie pubbliche cercavano di tutelare le diversità e le minoranze nella selezione del personale. Quindi potremo assumere anche persone che non siano gay o lesbiche. Wow! Deportazioni, caccia ai migranti e alle gang criminali. Insomma, oggi su Repubblica, ragazzi, è tutto uno stracciamento di vesti, ma la devono raccontare questa verità. L'ultimo atto di Biden, sì, c'è un paginone anche su questo, la grazia alla famiglia e agli alleati a rischio. La Premier stretta di mano è messa, Meloni intravede Trump, dovevo essere qui. La Presidente del Consiglio è l'unico capo del governo europeo presente alla cerimonia di Washington, il colloquio e le battute con Milei e insomma c'è l'intervista Zingaretti, capodelegazione del PD, la Premier ricordi che i sovranisti indeboliscono l'Unione Europea, non faccia gli interessi del tycoon, come dire che perdiamo autorevolezza e sovranità perché siamo andati unici in Europa da Trump. Sì, 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 mi fermo. D'accordo Andrea, c'è la pausa, c'è il qui Parlamento, ma tra pochissimo ritorniamo in onda con i vostri messaggi e tra non molto anche con le vostre telefonate allo 0292 94 7222. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea reca disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù. Il testo al nostro esame è stato approvato all'unanimità dal Senato il 20 settembre del 2023. La convergenza unanime delle forze politiche si è verificata anche qui da noi alla Camera, dove nel corso dell'esame in sede referente svoltosi in Commissione Cultura, dopo aver proceduto all'abbinamento di due proposte di legge di opposizione di iniziativa del deputato Berruto e del deputato Amato, tutti i gruppi hanno concordato in ordine all'adozione come testo base per il seguito dell'esame del testo approvato dal Senato ed hanno altrettanto unanimemente rinunciato alla presentazione di proposte emendative. Ma vediamo all'analisi degli articoli, cercherò di essere abbastanza snello. L'articolo 1 reca le finalità e gli obiettivi della proposta. Ai sensi del comma 1, esso si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive secondo le attitudini e le preferenze individuali. L'articolo 2 reca l'istituzione dei citati nuovi giochi della gioventù. Sono istituiti dunque nuovi giochi della gioventù promossi e organizzati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Dipartimento per lo Sport e con il Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi della società Sport e Salute SPA, sentite le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico. Dopodiché abbiamo l'articolo 3 che disciplina l'organizzazione dei giochi e nello specifico si prevede che lo svolgimento dei giochi è coordinato a livello nazionale dalla Commissione Organizzatrice Nazionale, composta da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dei Dipartimenti per lo Sport, per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, nonché per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Società Sport e Salute SPA, del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.
paralimpico. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto. L'articolo 4 regolamenta le attività sportive per la partecipazione ai giochi. Nel dettaglio si prevede che, ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia, possono collegarsi in rete con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive. L'articolo 5 reca misure di prevenzione sanitaria, mentre l'articolo 6 reca disposizioni transitorie e finanziarie. Segnalo altresì che, in considerazione del fatto che questo provvedimento è arrivato all'esame dell'Aula da poco, si rende Onorevole, mi perdoni, ma credo ci sia un problema col suo microfono, perché all'improvviso ho cominciato... Provi a usare quello accanto, vediamo se migliora. Mi scusi, Vediamo. Prego. Sì, è meglio, prego. Decisamente meglio. Dicevo, l'articolo 6 che reca disposizioni in materie finanziarie, e segnalo altresì che, in considerazione del fatto che questo provvedimento è arrivato all'esame dell'Aula da poco, si è reso necessario un allineamento temporale del dispositivo che si limita al solo anno scolastico 2024-2025, le cui attività inerenti ai giochi della gioventù sono già in corso. Dunque si prevede l'avvio in forma sperimentale dei giochi per gli anni 2024-25 e 25-26. In materia finanziaria, poi abbiamo il comma 2 che prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della norma, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2025 e 10,03 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda in questo modo. Quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027 relativo al Ministero dell'Istruzione e del Merito. A queste risorse vanno aggiunte quelle già esistenti per lo svolgimento dei campionati studenteschi e a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché quelle già stanziate e impegnate in attività in corso che fanno capo a Sport e Salute SPA. Gli stanziamenti citati consentiranno la chiusura delle attività dell'anno solare in corso, la pubblicizzazione, la promozione e la realizzazione dei giochi dell'anno scolastico 2025-2026. Quanto invece ai 10 milioni di euro per l'anno 2026, per 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e per 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le risorse per l'anno 2026 saranno finalizzate principalmente all'estensione dei nuovi giochi anche alle scuole primarie e al potenziamento per le scuole secondarie che già prevedevano queste competizioni delle attività esistenti per realizzare le finalità del provvedimento in esame. Il finanziamento in parola costituisce pertanto un mero limite di spesa in relazione al quale andranno concretamente commisurate le attività dei giochi, che si presume potranno avere uno sviluppo anche superiore dal punto di vista dei partecipanti rispetto a quanto avvenuto nel primo anno. E con questo ho concluso. Grazie, onorevole. La facoltà di intervenire. Qui Parlamento. Ciao, sono Antonello degli Stereo 8, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e mi raccomando vi aspettiamo sui nostri canali social. Stereo 8, ciao!
Hollywood, la nuova canzone dei Stereo 8 Band, una ballata intensa e nostalgica dove due anime si rifugiano nella passione per sfuggire alle difficoltà della realtà. Stereo 8 Band, bravi e complimenti, artisti indipendenti introvabili sulle altre radio, ma che fanno grande musica di qualità. 2 minuti dopo le 9, buongiorno da Sammy Varin, Radio Libertà, rassegna stampa e anche un po' uno show insieme alle vostre telefonate. 5 minuti, apriamo i telefoni allo 0292947222 per commentare le notizie del giorno e arriveranno anche i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Adesso però arriva il quotidiano La Stampa che titola America, la crociata di Trump. E naturalmente le analisi con Flavia Perina che sottolinea l'attacco al gender contro la cultura woke. Bill Emmott, dazi e auto elettriche cambia quasi tutto. Alan Friedman, da democratico vi dico, la libertà è a rischio. E poi Letizia Tortello, Kuleba, Kiev ignorata, chiusa l'era delle regole. Staremo a vedere. Naturalmente poi ci sono tante altre segnalazioni in prima pagina sul quotidiano La Stampa, il referendum, no autonomia, avanti sul Joe Bucks, ma io scendo più in basso e vi leggo Mattia Feltri, suo buongiorno, che parla di smanettoni. Ieri sono riuscito a pagare la quota annuale dell'ordine dei giornalisti con il QR code. Se non sapete di che sto parlando, non preoccupatevi, per esserci riuscito io mi sentivo una specie di hacker. Sono andato in giro per la redazione a raccontare tronfio della mia impresa digitale finché uno non mi ha detto: beh, c'è un ragazzino di 15 anni che dalla sua cameretta con il suo computer dirottava le petroliere nel Mediterraneo. Notizia vera. Il piccoletto era prima riuscito a cambiarsi i voti scolastici, violando non si è capito se il sistema della scuola o quello del ministero. Comunque, dove c'era 5, metteva 6. E nello stesso modo ha rimediato alle carenze in pagella di qualche compagno. Poi, e il motivo è ignoto, forse solo per passatempo, si è messo a modificare le rotte delle petroliere, così che una andava a nord anziché a sud, l'altra a ovest anziché ad est. Il reato è di una certa gravità, anche solo per la sicurezza, e sul liceale ora sta indagando la procura minorile. Fossi in Giorgia Meloni, comincerei a sondare il presidente Mattarella per la grazia e la famiglia del giovane criminale per un'assunzione al governo, sebbene si tratti di un governo senza neppure il Ministero del Digitale. Ma lo straordinario di tutta questa vicenda è che un quindicenne con un computer qualsiasi sia in grado di commettere reati di tale portata senza averne contezza e senza che nessuno sappia bloccarlo. Questo spiega la distanza abnorme tra il mondo com'è e il mondo come lo immaginiamo noi adulti, che ci sentiamo hacker se paghiamo con un QR code e dibattiamo sul divieto o no dei telefonini in classe. Così Mattia Feltri, il buongiorno quest'oggi sul quotidiano La Stampa, che all'interno naturalmente si occupa anche lei di referendum. La consulta boccia il voto sull'autonomia. Ok a 5 referendum. Calderoli, ora intese con le regioni, ma Fratelli d'Italia frena, la priorità sono i LEP. Intervista a Attilio Fontana. Avanti con la legge in Parlamento, Forza Italia spieghi qual è l'ostacolo. Così il presidente della Lombardia, pagina 19 del quotidiano La Stampa, intervistato da Francesco Moscatelli. Era negli accordi programmatici, no a ripensamenti. Terzo mandato in Piemonte? È legittimo, dovrebbe essere così anche nelle altre regioni. I virgolettati, le prossime mosse, la sentenza della consulta non annulla la legge, chiede piuttosto modifiche limitate. Ora risolviamo la questione in Veneto, parleremo di Lombardia tra 3 anni.
E naturalmente è tutta da leggere questa intervista a pagina 19 del quotidiano La Stampa con il governatore lombardo Attilio Fontana. Il no al razzismo, Mattarella a sorpresa in una scuola di Palermo. Gli insulti razzisti di 3 mesi fa nei confronti di 2 bambini originari del Ghana e delle Mauritius non possono avere cittadinanza nel paese. E aggiungo io, nonostante Trump, mi raccomando. L'ultima segnalazione dal quotidiano La Stampa riguarda proprio il vino senza l'alcol. I vini della discordia, si scrive a pagina 22. Il via libera dell'Italia ai prodotti dealcolati, dopo le polemiche, ha aperto un dibattito sul futuro del settore. I viticoltori si dividono tra contrari e possibilisti e anche tra i big della ristorazione emergono diverse filosofie. L'intervista a Enrico Bartolini: non sono contrario, ma devono essere bottiglie eccezionali. L'intervista a Joe Bastianic: sono più energivori, la vera sfida sarà ridurre le gradazioni. Stiamo a vedere, intanto siamo curiosi, io provo tutto, di assaggiarli. Il quotidiano La Verità: l'era di Trump, nulla come prima, ma naturalmente anche referendum bocciato, PD scornato. E in taglio alto la grande truffa del reddito grillino, miliardi spariti con l'appoggio dei CAF. All'interno, a pagina 14, oltre all'articolo della Silvana De Mari che dice sono fiera di essere stata radiata dall'ordine che avallò la dittatura sanitaria, l'albo dei medici fu complice dei diktat e diffuse menzogne su vaccini e terapie, non farne più parte è un motivo di orgoglio, ma anche la notizia che probabilmente è arrivata a voi gomblottisti già sul telefonino: il comune orobico ha querelato Porto del sindacato OSA, solo una bara per camion a Bergamo, denunciato. E qua mi fermo perché ancora ci bloccano su YouTube e Facebook se diciamo certe cose. Vespa punge la Sala, non ha ringraziato Meloni. L'ospitata di Cecilia Sala, a Che tempo che fa da Fabio Fazio, non è andata giù a Bruno Vespa e anche a qualcuno di noi. Il giornalista Rai, pur esprimendo ammirazione verso la collega, ha scritto su X che non abbia sentito il dovere di ringraziare Meloni è semplicemente vergognoso. Non solo, in un altro post il conduttore racconta quanto successo il giorno della liberazione dell'inviata. La madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre Renato Sala, che era già nel cortile di via Teulada, di commentare l'evento nei 5 minuti con il ministro Tajani. A voi il commento. Quotidiano Libero: autonomia, sinistra KO e poi la rivoluzione di Trump è già iniziata, ancora più in grande, botta e risposta tra Bruno Vespa e la Sala, vergognoso che Cecilia non abbia ringraziato Giorgia. Il conduttore scontato andasse da Fazio dopo aver silenziato il padre. La replica: l'ho fatto in pubblico più volte. Ci sprofondiamo all'interno del quotidiano Libero a pagina 13 perché mentre la metropoli, la città di Milano, sprofonda, Sala vuol fare il leader nazionale. Di Milano non gli importa nulla. Beppe parla di tutto, dal tema nord alla federazione del centro, tranne che della sua città. Ma a Roma nessuno lo considera e i demi in Senato possono farlo cadere sul salva Milano. L'ultima segnalazione arriva proprio dal quotidiano Libero, da pagina 4, da pagina 14, la denuncia del leghista Sasso, Mimmo Lucano Santo, Salvini ministro Sciagura, ecco i libri di storia imposti ai nostri ragazzi. In una media, il sindaco di Riace, scuola media, il sindaco di Riace, condannato per falso e danno erariale, viene celebrato come un esempio virtuoso nella gestione dei richiedenti asilo. In un liceo di Carpi, Matteo Salvini dipinto come il diavolo. Sarà che la vicepreside è Dem, è targata
PD. Il commento di Massimo Costa al viaggetto che ha fatto ieri il nostro presidente: tricolore e va pensiero. Che bella la scuola multietnica, scrive Massimo Costa. Un bel tricolore adagiato sulla lavagna della classe, un'altra bandiera sventolata in cortile al passaggio del Presidente della Repubblica. Tutti i ragazzi dell'Istituto Edmondo De Amicis Leonardo da Vinci di Palermo, schierati con felpa o maglietta bianca, ad accogliere la visita di Sergio Mattarella. Il coro pronto con strumenti e microfoni agli ordini del maestro di musica. Per la scuola elementare siciliana ieri è stato un giorno speciale, visto che in visita è arrivato Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha scelto di entrare nell'istituto che era stato protagonista nell'ottobre scorso di un brutto episodio di cronaca. In quinta C alcuni alunni stranieri furono oggetto di insulti razzisti mentre partecipavano all'iniziativa Io leggo perché nel centro della città. Ieri Mattarella si è intrattenuto proprio con i ragazzi della quinta C, molti dei quali non italiani. Vivere insieme, dialogare fa crescere, ha detto il presidente. I video e i resoconti della giornata sono una boccata di ossigeno rispetto al dibattito di questi giorni, assai ideologico e per certi versi avvilente, sul futuro della scuola italiana. Non è un caso che il presidente sia stato accolto con il tricolore, né è stata casuale la scelta della scuola di far suonare ai ragazzi il Va Pensiero di Giuseppe Verdi. In quelle note, quando vennero intonate alla Scala per la prima volta nel 1841, i milanesi sentirono non solo i sentimenti patriottici degli ebrei esiliati a Babilonia, oggetto della trama, ma anche la voglia di indipendenza dalla dominazione austriaca. Cosa c'è di più identitario del Nabucco di Verdi? Nulla. Attenzione, le bandiere e il va pensiero non sono in contraddizione con la scuola multietnica di oggi, è proprio attraverso la conoscenza della nostra storia, delle nostre radici, della nostra identità che si può raggiungere una vera integrazione. La lingua italiana innanzitutto, non i corsi di bengalese come ha previsto la scuola primaria di Mestre sottomettendosi alla comunità asiatica. Viva Verdi e i giganti della nostra letteratura, non l'eliminazione di Dante per evitare di irritare gli islamici. E lo dice a noi Massimo Costa che il Va Pensiero lo avevamo come sigla iniziale delle nostre trasmissioni. Apriamo le linee, dai, 9 e un quarto, Sammy Varin vi ascolta. Chiamate 0294 72 92 ci è mancato il primo pezzo 92 94 72 22 per parlare con Sammy Varin, per dire il vostro parere su qualunque argomento. Scrive Luca: solo i pro Italia leghisti hanno sotterrato lo spadone, caro Sammy. Lui è il secessionista, Noi indipendentisti abbiamo un solo ideale: la libertà della propria terra dall'occupante Stato italico. Una soluzione, l'unica è quella: indipendenza, tutto il resto un'inutile agonia perpetrata ai popoli della penisola italica. Però, fratello Fiumani, dopo bisogna cambiare un attimino, è sempre la stessa frasettina, sei peggio di Trump, tutti i titoli uniformati sull'età dell'oro, aspettandosi che fallisca, scrive Marco. Adesso occorre fare campagna per neutralizzare il quesito sulla cittadinanza. Bisogna assolutamente andare a votare, perché se modificano la cittadinanza facile è un cavallo di Troia per attivare altri referendum su tutte le stronzate che si inventano i pidioti. Incomprensibile come la normalità, la realtà dei fatti dettata da Trump, generi scandalo, proteste assurde, scrive Marco. Ciao, ieri più di 300 migranti hanno lasciato Lampedusa, cosa bella che li hanno rifilati tutte alle regioni rosse. Sì, finché riusciamo, prima o poi arrivano anche da noi. Antonio ci scrive: per la prima volta i provvedimenti che Trump ha annunciato sono tutti assolutamente condivisibili. Magari avere un Donald in Europa al posto di chi si è preso il potere ormai da troppo tempo e che ha fatto e sta facendo danni irreparabili, con buona pace dei governi degli stati membri che avrebbero dovuto cambiare le cose, Fratelli d'Italia e Lega inclusi. Speriamo che questa nuova leadership USA faccia cambiare il vento anche qui.
E la grazia ad Anthony Fauci da parte di Biden dove la mettiamo? Incontentabile fino all'ultimo secondo per quelli che hanno contestato questo vaccino, è un obbrobrio. Beh, caro Joe, anche noi abbiamo graziato un po' di quelli che avevano fatto casino quando Trump non era passato, ma cosa da nulla. Dai, sentiamo un po' di voci. 02 9294 7222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy. Sempre bello pimpante la mattina, Ti voglio sempre così. Oggi se ti facevo fare la rassegna stampa a te la facevi ancora più pimpante, secondo me. Ah, sì, no. Ma sai, io sono anche uno di quelli pessimisti, un po' scettici. Sai cosa diceva Oscar Wilde, no? Che un pessimista non è nient'altro che un ottimista ben informato. Sono scetticismo perché l'America, come tu sai, ha una lunga storia di omicidi politici. Siccome già ci hanno provato, io non lo so se riuscirà a... Non lo so, ho paura o che lo fanno fuori a lui o che fanno fuori il terzo Kennedy. Lui l'altro giorno si è sbilanciato, ha detto, a parte che ha come nemico giurato il complesso militare industriale che tu sai in America è molto forte, ha promesso in un comizio l'altro ieri che addirittura pubblicherà i documenti segreti che non possono essere pubblicati sull'assassinio di Kennedy. Sai che c'è il fermo fino al 2039. Glielo faranno fare? Il complesso militare industriale lo accetterà? Grazie caro, anche sugli UFO arriveranno i documenti segretati, solo 2 generi, Musk e femmine. Grande trampone, facci godere Padania autonoma. È chiaro che oggi c'è una felicità incontenibile da parte di certi ascoltatori. Buongiorno, sì, la Meloni era dalla parte di Biden, dietro, non è riuscita a prendersi la prima fila, può capitare. Buongiorno, certe storpiature sono sacrileghe, scrive Chino. Buongiorno Sammy, adesso con il via libera per l'autonomia e con Trump la Lega deve passare a capitalizzare il massimo possibile, perché se si resta al 9% possiamo chiudere baracca. Inoltre che si inizi a dire alla gente di non andare a votare per il referendum che sono stati accolti, scrive Fabio da Vercelli. C'è qualcuno in linea? 0292947222, il più veloce entra in onda con me. Ma cosa ci stanno a fare questi oppositori in Parlamento che non ne azzeccano una, capace solo di criticare il lavoro degli altri? Ci sono pure quelli che li votano, anche il nostro amico Tajani. Sarà bene che aggiorni l'agenda, altro che 20%, scrive Mario. Rosanna da Sesto San Giovanni, sono felice che la follia del green mondiale sia finita, anche il fatto che c'è solo uomo e donna e basta, ma mi ha fatto piacere il rimpatrio forzato a tutti i clandestini, una svolta epocale che serva di lezione a quelli che pretendono di aprire le porte al mondo, compreso il papà che prega l'entrata di tutti, ma nel suo piccolo stato non ne vuole nessuno. Poiché è la polizia italiana che fa scorta al Vaticano per la difesa, togliamo e che si difendano da soli, poiché predicano le spalle dei poveri italiani. Pantaloni. Tantissimi messaggi al 340 67 09 659 e a quanto pare ci avete fatto saltare i centralini. Bravi, continuate così che poi dobbiamo pagarli noi. Buongiorno, una buona parte del governo è contro l'autonomia, solo la Lega lo vuole. Vespa ha ragione, Sala è come Ilaria e quell'altro non italiano. Ringraziare non è dovuto se il governo non è di sinistra. Salvini un diavolo, ma la mamma dei cretini è sempre incinta. Buongiorno, riguardo al ragazzino hacker vorrei dire che per fare ciò che ha fatto avrà necessariamente avuto qualche accesso privilegiato al sistema informativo del Ministero, così come nel caso dello studente col sistema del Ministero della Difesa. Non c'è nulla di particolarmente eccezionale. Io penso che ci vorrebbe un Trump anche qui. E viene un po' il parallelo, diceva ce l'abbiamo un Trump qua in Italia? Speriamo solo che lo lasciano lavorare, che non si inventino veleni a go-go. Assolutamente sì, mamma mia. Se li inventeranno in America, ma tu pensa qua in Italia. 0292947222. Pronto? Io? Ciao, buongiorno. Ciao Sammy, sono Emilio.
ho sentito questa mattina che parlava che sui libri di scuola, no, parlavano male di Salvini e tutto. Sì. Ma a me capita delle volte, non seguo lo sport su Tele Lombardia, e durante la pubblicità faccio zapping, vado quando ci sono quelli del Grande Nord. Mi capita tutte le volte, Salvini è sempre sotto tiro, non sono solo i libri, li abbiamo anche noi in Lombardia. Grazie, ciao Sammy, Grazie caro, forse con l'era Trump finisce tutto questo? Che ne pensate? 340-6709-659, cosa significa che bisogna indicare con accuratezza a quale sesso appartieni? Per essere accurati bisognerà indicare la lunghezza del pistolino e nel caso bisognerà indicarla in centimetri o in piedi. Un bel casino. 0292947222, scherziamo, lasciateci scherzare almeno oggi, siamo sempre così seri e paludati. Pronto? Sì, ciao Sammy, sono Walter. Ciao Walter. Ciao, era un po' che non chiamavo, stamattina però ne ho sentito il bisogno. Ti Godere capisco. per Trump è bello, ci fa tutti piacere, però noi viviamo in Italia, loro vivono negli Stati Uniti, speriamo di riflesso di ricevere qualcosa. Volevo dire una cosa su quell'hackeraggio di quel ragazzino di 15 anni. Volevo solo informarvi, a parte gli spioni, a parte quell'altro ragazzino che è finito in galera mentre gli spioni sono ancora in giro, quelli che prendevano informazioni su tutti, che i responsabili della sicurezza informatica lo scorso anno, proprio in occasione di quelle spiate famose, sono stati premiati, hanno ricevuto il premio perché hanno fatto un buon lavoro. E poi un ragazzino di 15 anni col suo computer nella sua cameretta, invece di guardare qualcosa di più interessante, si mette a deviare le navi. E i responsabili della sicurezza dei siti vengono premiati perché un ragazzino di 15 anni, allora assumiamo ragazzini di 15 anni, questi vecchi ciabattoni che magari lavoravano ancora oggi col Commodore, vadano a fare un bel giro su una di quelle navi dirottate, la facciamo girare in rotatoria per 365 giorni. È così, è una barzelletta, ma è questa, sono stati premiati. Ciao Sammy. Grazie caro, grazie. Beh, aspettiamo di averlo ospite in qualche trasmissione, quel ragazzino hacker. Speriamo che qualcuno cominci a emulare l'America. Dite quel che volete, ma Trump ha suscitato l'orgoglio americano. Grande Trump. Uomini, 3 donne, sì, gay, facciano pure quel che vogliono, ma che diventano la regola anche in politica, anche no. Ho visto gli ex presidenti democratici schiumare di rabbia. Se avessimo la Kamala presidente, oggi saremmo in pericolo di vita, con la guerra nucleare diventata una realtà più concreta e vicina. L'America sta tornando alla normalità, alla libertà, e qui sì, il cancro gender e work qui è incallito, sarà dura per noi. La Meloni non si è vista, dov'era? L'hanno messa in fondo in mezzo agli uscieri. Non fate veramente gli spiritosi. Ancora WhatsApp, forse deputati e senatori è qualche anno che non guardano i libri di scuola, sono pieni di fake news e ideologia sinistra e pornografica. E caro Marco, lo stiamo guardando, sì, il deputato Sasso della Lega, il parlamentare Sasso della Lega sta facendo casino. Ancora, ciao Sammy, i posti per gli ospiti per il giuramento di Trump erano stati assegnati dall'amministrazione uscente, Enrico Toscano a Imperia. È per questo che non si è vista la Meloni? Punto di domanda. Oh, in pollici mi dicono, e credo sia l'unità di misura più indicata, scrive Silvio da Torino, per misurare il pistolino di chi... Siamo passati, dai, ma cosa mi fate dire? E vabbè, ci sono 2 generi, maschio o femmine, bisogna essere precisi nella misurazione. Ancora una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno Sammy, parlo da Treviso. Ciao. A proposito di Salvini, non so se hai visto ieri sera da Porro che hanno fatto vedere il filmato che c'era uno che correva in mezzo ai binari e poi è saltata la centralina là in stazione a Milano. Non so se hai visto. Sì. Allora qua sono i soliti anarchici che fanno queste cose. È vero caro, è vero, e c'è un motivo per cui Salvini è rimasto in Italia e non è andato a salutare Trump, se ne sta occupando. Sì. E poi è giusto perché dopo danno colpa sempre a lui.
Grazie caro, la verità sta nel mezzo e la verità è che qualcuno ci ha messo lo zampino per fermare una circolazione dei treni già sicuramente problematica. Come dice Capezzone in inglese, respingimento tradotto è deportazione, ma i giornalisti l'inglese non lo conoscono, mi scrive qualcuno. E ancora un bel ciaone al sinistroide rosicone, Roberto da Monza. Ciao Sammy, ho visto Clinton, ma non la sua stagista c'era. O se vi lascio un attimo, mi giro un attimo, me ne scrivete di tutti i colori. C'è ancora qualcuno in linea? 0292947222. Se arriva entro 30 secondi la chiamata la mando, altrimenti me ne vado, anche perché tra un quarto d'ora arriva Claudio Borghi Aquilini. Già, ci ha confermato che c'è e quindi ritorna alla sua scuola di magia e diciamo che quest'oggi con lui potrete commentare qualcosina. Fate pure il tifo per Trump o per chi volete voi. Dal 1945 si sono susseguiti presidenti di tutti i tipi, ma noi siamo sempre rimasti loro sudditi, con stragi e complotti compresi. Bravo Raul. Ultima chiamata, pronto? Buongiorno Semmi del Veneto, buongiorno. Prego. È bene ricordare, a proposito di Montagnana, Padova, che quella catena lì messa sui fili dell'alta tensione che dà corrente al treno è accaduto nel comune di Montagnana, ovvero a Padova, dove lì c'è il focolare dei comunisti padovani. Ricordiamolo questo, soprattutto al sindaco di Padova che non ha aperto becco sull'argomento. Lì a Padova c'è proprio un focolare, un alveare di comunisti. Grazie caro, non aggiungiamo altro. Io mi sono collegato a Rai News sin dalle 14 per vedere quella super top di Melania, davvero raffinata. Ma come hai fatto a vederla? Non si vedeva proprio sto cappellazzo. La Meloni si è vista durante il giuramento, era dietro a tutti gli ex presidenti, compreso Biden. Clara è riuscita a vederla. Sammy Varin se ne va, grazie ad Andrea in regia, ma tranquilli, ritorno, Quardura 20 minuti, adesso c'è l'editoriale di Sallusti e poi Claudio Borghi Aquilini. Restate lì. Avete ascoltato la rassegna stampa. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita